Vaccinazioni di nuovo obbligatorie anche in Veneto, come in tutta Italia, al via i controlli a campione dei carabinieri del NAS nelle scuole per verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie. Esplosione in un condominio Mogliano, rogo al quinto piano, 2 novantenni si salvano sul cornicione ma restano intossicati. In ospedale anche un vigile del fuoco, un frammento colpisce un passante sulla strada. I miei genitori non volevano che sposassi un italiano, sarebbe questa la causa del delitto in Macedonia, lo ha detto Blerta, la 28enne in carcere con l'accusa di aver ucciso papà, mamma e sorellina. Il Comune di Padova pronto a dare battaglia in caso di il governo blocchi i fondi del bando periferie, secondo il sindaco Giordani sarebbe un danno da decine di milioni. Palazzo Moroni fa ricorso al TAR. Senegalese di 42 anni irregolare in Italia e senza fissa dimora, e lui, secondo la polizia che l'ha arrestato, l'autore delle spaccate a negozi, bar e locali di Padova. Autocentrata da un SUV che poi si allontana, un 20enne mestrino vittima dell'incidente mette una taglia su Facebook a chi lo aiuterà a trovare il responsabile. Le immagini della carcassa di un cane annegato recuperato da una canaletta a Vedelago stanno indignando il web. I padroni dicono non è un incidente, Django è stato ucciso. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Avete sentito in apertura la notizia diffusa poi poco fa, davvero i controlli dei carabinieri del NAS in asili e scuole materne per verificare l'avvenuta vaccinazione dei bimbi. Nelle giornate di ieri e oggi, ma ci saranno altri controlli in altri istituti nelle prossime ore. Intanto il governo fa retromarcia e torna l'obbligo di vaccinazione. Al suono della campanella di asili e scuole materne si sono presentati anche i carabinieri del NAS. Obiettivo del controllo stabilito a livello nazionale è proprio la verifica dell'avvenuta vaccinazione come predisposto dal decreto Lorenzin. Nelle ore in cui, tra l'altro, il nuovo esecutivo Lega 5 Stelle fa retromarcia e cancella l'emendamento che dava il via libera anche ai bimbi Novax negli istituti italiani. Obbligo di profilassi dunque per andare a scuola, ma è già polemica politica su questo per il PD, che attacca la retromarcia dei grillini e la deputata 5 Stelle Baldino, relatrice della modifica, che spiega l'obiettivo è cambiare in toto il testo per superare quanto imposto dal governo Gentiloni. Intanto però il comando NAS di Treviso ha coordinato l'attività di controllo nelle province di Treviso, Venezia e Belluno, 15 istituti monitorati a campione, 5 per provincia, con 10 uomini dell'arma al lavoro per verificare il rispetto della presenza di un registro anagrafico vaccinazioni. Controllare poi che le autocertificazioni combaciassero con l'anagrafe regionale e i dati USL in merito. L'obiettivo è appunto individuare a livello nazionale eventuali casi di falsificazione della documentazione, sia che si tratti di autocertificazioni sia di certificati da parte delle USL di competenza. I controlli, secondo quanto si apprende, sono partiti già da ieri in nidi e materne e proseguiranno nei prossimi giorni anche negli altri istituti scolastici selezionati a campione. Dunque avete capito, torna l'obbligo delle vaccinazioni, lo seguiremo poi nelle prossime ore anche con le reazioni. Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi a Mogliano per uno scoppio e un successivo incendio divampato all'ultimo piano di una palazzina, intossicati 2 novantenni, ferito anche un passante colpito al polso da un frammento e un vigile del fuoco. Una bomba. Siamo scappati subito. Alla botta ho sentito, una bomba. Forte tutti i vetri nel terrazzo che sono scappata via con la porta aperta. Sono distrutta, tanto fumo. Un'esplosione, una bomba, di questo parlano i residenti di via Roma a Mogliano, ancora sotto shock per quanto accaduto in tarda mattinata. Prima uno scoppio, poi le fiamme e il fuoco. Sono da poco passate le 13:30 quando si scatena il panico. Il boato viene avvertito anche negli stabili vicini, come racconta questa signora. Fiamme, tutto perché mi sono tremati i vetri dell'attico dove vivo qui vicino.
Il fumo ben visibile a diversi metri di distanza in pochi minuti avvolge l'abitazione, una mansarda al quinto piano di questa palazzina che si trova sopra l'ufficio postale. In questo video amatoriale si vedono chiaramente le fiamme che fuoriescono da una finestra. Immediato l'allarme, in pochi minuti sul posto giungono i vigili del fuoco da Treviso e Mestre con 6 automezzi e 18 uomini. All'interno dell'appartamento ci sono i 2 proprietari, si tratta di marito e moglie, entrambi novantenni, che cercano di mettersi in salvo rifugiandosi sul terrazzo. È qui che vengono ritrovati dai pompieri che portano in salvo la coppia utilizzando l'autoscala. Soccorsi dai sanitari del SUEM, i 2 anziani vengono trasportati in ospedale. Entrambi hanno problemi di respirazione per aver inalato fumo. La signora riporta anche una lieve ustione al braccio. Marito e moglie non sarebbero però fortunatamente in pericolo di vita. I vigili del fuoco riescono a circoscrivere le fiamme, evitando l'estensione del rogo all'intero stabile, che viene evacuato. In strada i condomini non nascondono la paura. Tanta paura, ringraziando il cielo, gli inquilini stanno tutti bene. Ho mandato sui vigili perché dentro io c'ho un cane e un gatto, stanno bene tutti e 2. L'esplosione ha fatto volare in strada alcuni frammenti, uno di questi ha colpito al polso il famoso chitarrista Gianni Ballarine, che in quel momento stava camminando sul marciapiede. Trasportato in via precauzionale per un controllo al pronto soccorso anche un vigile del fuoco. È rimasto coinvolto anche un nostro collega, ma per un colpo di calore, è stato ricoverato anche lui per un colpo di calore, quindi sembra nulla di grave. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e dai carabinieri, l'incendio potrebbe essere stato causato da un fornello da campo con il quale i 2 anziani stavano forse cucinando sul terrazzo. Sarebbero stati proprio i frammenti della bombola e di una pentola ad essere finiti in strada e ad aver ferito lievemente Ballarina. Blerta Pocesta, la giovane macedone arrestata con altre 2 persone per l'accusa di essere responsabile dell'uccisione del padre, della madre e della sorella minore, avrebbe organizzato il triplice delitto perché la famiglia non le consentiva di sposarsi con un italiano. A riferirlo è il quotidiano macedono in lingua albanese Koa. Non mi permettevano di sposare un italiano, scrive il giornale citando la donna 28enne per la quale i giudici macedoni, analogamente agli altri 2 sospettati, ha disposto per ora 30 giorni di carcere. Blerta ha ammesso di aver organizzato la strage familiare, negando tuttavia di essere stata lei materialmente a sparare e a uccidere genitori e sorella. Tuttavia, osserva il giornale, inquirenti e medici legali hanno rinvenuto nella casa della strage tracce solo sue e non di altre persone. La politica e la polemica legata al bando periferie per ora sospeso. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ieri era a Roma ed è pronto a dare battaglia nel caso il governo blocchi i fondi. Pronto anche Palazzo Moroni a fare ricorso al TAR. Vengono tolti a Padova 18 milioni, non solo 18 milioni, ma anche 10 milioni che facevano sinergia con i privati, non solo, anche 1,8 milioni che ho speso come amministrazione comunale per fare i progetti, come vorrebbe dire aver buttato 1,8 milioni, un'ipotesi di danno erariale. Non può essere questa cosa. Il congelamento del fondo periferie da parte del governo è un passaggio tutt'altro che indolore a Padova e un terreno di scontro con Roma a difesa di finanziamenti sui quali il comune non intende recedere. Giordani ha partecipato assieme ad altri sindaci di ogni colore politico e al presidente dell'ANCI Antonio De Caro all'audizione in commissione bilancio della capitale. Forse i margini per una trattativa esistono ancora. Salvini ha detto settimana fa, quando era, mi sembra, Agna, ha detto se i progetti non sono fatti su carta di formaggio verranno sicuramente approvati. Dato che il Comune di Padova i progetti li ha fatti, effettuati e non su carta di formaggio, ma ha avviato anche gare, io sono abbastanza tranquillo, non sono ottimista. Se però gli eventi dovessero precipitare, in ballo c'è di tutto, dal restauro delle mura del Castello dei Carraresi a interventi di viabilità e piste ciclabili fino alle telecamere di videosorveglianza, Padova, come gli altri comuni, è pronta a dare battaglia. Facciamo ricorso tutti al TAR, tutti i comuni. Non è un discorso politico, è un discorso di giustizia. Se oggi hanno fatto questo, chissà cosa fanno domani. È un rapporto di fiducia, ma al di là di fiducia nelle istituzioni è un rapporto economico che deve essere rispettato. Noi abbiamo bisogno di quei soldi, è stato firmato un contratto, non c'è ombra di dubbio che al TAR vinciamo, però vuol dire spostare la somma a 2 anni.
I padovani ricorderanno molto bene questa vicenda, quella degli autovelox e delle multe poi cancellate all'improvviso. Bene, ora la Corte dei Conti ha condannato al pagamento di 800.000 euro l'ex comandante della polizia locale Paolocci. La Corte dei Conti del Veneto ha condannato l'ex comandante dei Vigili Urbani di Padova, Antonio Paolocci, ad un risarcimento di 800.000 euro per la cancellazione delle multe degli 8 autovelox sulle tangenziali nel 2014. La Procura della Corte dei Conti aveva aperto un'inchiesta per danno erariale. La vicecomandante Maria Luisa Ferretti è stata condannata ad un risarcimento di 10.000 euro. L'inchiesta, per la quale la Procura aveva calcolato un danno di 3.800.000 euro, si concentrava sull'atto di revoca con cui a fine 2014 era stato prorogato il periodo di sperimentazione ed erano state annullate le sanzioni degli 8 autovelox per le infrazioni registrate tra il 3 novembre e l'8 dicembre. Una decisione che era stata motivata da esigenze organizzative degli uffici. Secondo la Corte, invece, la revoca era infondata e sostenuta da motivazioni generiche. Molto probabilmente i condannati faranno ricorso. L'avevamo anticipato ieri, ormai la vicenda West Nile è diventata di dibattito politico e attacco con una sorta di scarica barile. Oggi è il Movimento 5 Stelle ad attaccare il sindaco Brugnaro. Nell'arco dell'ultimo mese e mezzo si sono registrati ben 10 decessi nella regione Veneto. Sappiamo che la maggior parte della responsabilità va alla regione che è partita molto tardivamente con il piano d'emergenza, però non capiamo perché l'amministrazione comunale non si sia attivata per avvisare i cittadini sui rischi della West Nile e per distribuire le pastiglie larvicida che servono ad prevenire il proliferare di queste zanzare comuni. Ecco perché il Movimento 5 Stelle, a firma della consigliera Wiesmann, ha presentato un'interpellanza al sindaco Brugnaro e all'assessore all'ambiente. Lontani dal creare allarmismi, scrive Wiesmann, ci chiediamo a fronte della preoccupazione manifestata dalla cittadinanza perché l'amministrazione non risponda con urgenza. La salute pubblica non può attendere i 30 giorni dal deposito dell'atto ispettivo. Nel comune di Venezia c'è stato un solo caso, però è anche vero che non sono stati distribuiti volantini, non c'è stata una corretta informazione. Già sul sito del comune si trovano i volantini di routine degli anni scorsi sulla Zika e non si trova nulla per quanto riguarda la West Nile. Di qui la richiesta all'amministrazione di fare questi incontri e di distribuire gratuitamente intanto le pastiglie larvicida e per informare i cittadini sui rischi e su come e qual è il comportamento adatto da usare. La polizia ha arrestato l'uomo che ritiene responsabile di diverse spaccate che nell'ultimo periodo avevano preso di mira bar e negozi nel centro storico di Padova. Senegalese di 42 anni, irregolare in Italia e senza fissa dimora, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. E lui, secondo la polizia, che l'ha arrestato nei pressi della stazione, l'autore delle spaccate a negozi, bar e locali di Padova, colpi avvenuti con le stesse modalità, compreso il sospetto quello allo storico Caffè Pedrocchi. Che lui non è un professionista del furto, cioè nel senso ne fa, ma non è un professionista e quindi sfonda le votate proprio fisicamente, grazie alla sua presenza fisica che è 1,90 m, una persona veramente importante. Un soggetto pericoloso, potenzialmente violento. Guardi, il crack tra le varie sostanze stupefacenti è sicuramente quella che crea dei danni importanti e la sua presenza fisica, cioè 1,90 m, fa sì che non sa mai come reagiscono. Ecco perché c'era una doppia preoccupazione nel caso in cui questo venisse colto sul fatto, come poteva reagire, dei danni che poteva fare, delle sue reazioni. Questo è importante per noi assicurarlo alla giustizia. Un arresto arrivato grazie all'attività congiunta della squadra mobile, delle volanti e della polizia scientifica della questura di Padova, visionando migliaia di ore registrate da decine di telecamere di videosorveglianza e raccogliendo tracce ematiche, impronte digitali e persino di scarpe sul luogo dei furti. All'identificazione si è giunti indagando su un doppio furto in via Carlo Cassani e in via San Clemente. Le indagini proseguono per appurare quanti dei colpi messi a segno nell'ultimo periodo siano imputabili all'arrestato. Sono state delle spaccate in cui sono state rubate anche numerose bottiglie. L'ultima del fine settimana alla Stanga, sono ascrivibili anche questi colpi a lui oppure è pensabile che avesse un complice o si tratta di altre persone? Guardi, noi riteniamo che si tratti, che possa essere lui l'autore,
in un episodio vediamo anche che si avvicinano con la bicicletta con un altro soggetto, sono persone che vivono al margine della società, non hanno un'abitazione, vivono in giacigli, dove spesso trovano altre persone che vivono nello stesso modo e con cui si associano anche per commettere i reati, per cui è verosimile che ci sia qualcun altro. Un anziano trevigiano si trovava in sella alla sua bici questa mattina a Bibione quando è stato travolto e ucciso. Avrebbe compiuto 78 anni domani, ma non potrà mai festeggiare il compleanno. Dino Favaro di Godega Sant'Urbano, morto questa mattina in un incidente stradale a Bibione. Intorno alle 9 l'uomo, che si trovava in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo l'incrocio tra Corso Europa e via Andromeda, a pochi metri dal lungomare, quando, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale del distretto Veneto Est, subito intervenuta, l'anziano è stato investito per cause ancora al vaglio degli agenti da un tir condotto da un 39enne di Castelcucco. Immediato l'arrivo sul posto dei sanitari del SUEM, ma il 77enne nell'impatto aveva riportato gravi ferite ed è morto pochi minuti dopo. Favaro lascia la moglie e 2 figlie. Spetterà ora agli agenti della polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Fondamentali potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza della polizia locale che hanno ripreso tutta la tragica scena e che saranno utili alla magistratura per chiarire quanto accaduto ed eventuali responsabilità. Gli agenti del commissariato di Mestre stanno visionando le immagini delle telecamere per identificare la persona che era al volante di un SUV che lungo la Romea qualche giorno fa ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro l'auto di un 20enne mestrino. L'impatto ha mandato in frantumi il vetro del finestrino che dicevamo, l'automobilista poi si è allontanato, il 20enne ha però deciso di denunciare l'accaduto anche sui social network, invitando il responsabile a farsi vivo con le forze dell'ordine e mettendo una taglia di 150 euro a chiunque incroci un SUV con delle ammaccature che lo segnali, aiutando a risalire al responsabile. E ora torniamo al caso scoperto da Antena 3 nei giorni scorsi, quello dei cafoni ai Buranelli, l'episodio del tuffo nel canale domenica notte che continua a far discutere in città, ma non solo. Oggi abbiamo chiesto un'opinione anche all'assessore regionale al turismo Caner. Per tutti serve una punizione esemplare, non solo per i 3 ragazzi. Polizia municipale sempre più vicine, 3 ragazzi che domenica notte hanno inscenato il tuffo ad Amitico con bagno nel canale dei Buranelli. Dal comando il consiglio ai 3 di farsi avanti prima che gli agenti si presentino a casa loro, mentre continuano i commenti sull'inevitabile punizione per quello che tutti considerano non tanto una bravata quanto un vero e proprio sfregio alla città e alle regole elementari di civile convivenza. Mica noi siamo una città declassata rispetto a Venezia, come Brugnaro fa a Venezia la stessa tregua. Questa amministrazione, che peraltro è pronta, lo deve fare a Treviso. Per questa gente qua, proprio per il fatto che erano avvinazzati, farei un daspo, come quello che si usa nei confronti delle tifoserie. Chi non rispetta la città di Treviso deve essere allontanato, non deve più essergli consentito di venire a frequentare la nostra città. Bisogna essere duri dall'inizio. Dai banchi dell'opposizione il suggerimento al sindaco è per una punizione educativa. Questo tipo di sanzione non dovrebbe essere soltanto o comunque economica, ma dovrebbe essere una sanzione di tipo sociale, rendersi in qualche modo utili. Abbiamo offeso magari la città, ci sono tanti lavori che possono essere fatti a favore della collettività. Un pessimo spettacolo per chi viene a visitare, secondo l'assessore regionale al turismo. Su questo abbiamo già idea di lanciare una campagna assieme a quella che fa Venezia con Enjoy to Respect Venice, potremmo farla anche Enjoy to Respect Veneto e quindi comprendere anche Treviso. Io penso che un anno di militare o almeno 6 mesi o quantomeno un servizio civile che insegni a queste persone a capire cosa sanno fare e cosa possono dare alla società sarebbe utile per recuperare un po' di valori. Non è un caso che noi stiamo discutendo a livello nazionale con il Ministro proprio la possibilità della reintroduzione della leva. Poco più di una settimana fa l'incidente che è costato la vita a un dipendente della 3B di Salgareda, oggi in azienda l'assemblea con tutti i lavoratori. I lavoratori oggi erano incazzati
e anche come dire, un po' depressi, nel senso che non possiamo pensare di poter accettare un infortunio mortale anche se a distanza di 10 anni di nuovo un'altra volta nello stesso posto di lavoro. Come dire, la ferita di Jasmine è ancora una ferita aperta. Una ferita ancora aperta, un dolore che improvvisamente ripiomba tra gli operai della 3B a Salgareda. Nel 2007 la morte della 21enne Jasmine Marchese, schiacciata dal ribaltamento di una pressa. 11 anni dopo è la volta del kosovaro Shpejtim Gashi, 44 anni e padre di 3 figli, colpito mortalmente dal braccio di un robot meccanico lo scorso lunedì 27 agosto. Forse l'operaio, seppur specializzato e con esperienza più che decennale, si trovava in un luogo in cui non doveva stare, ma è presto per dirlo, le cause potrebbero anche essere altre. A chiarirlo sarà l'indagine in corso da parte del magistrato che ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile delle procedure di sicurezza e ambiente della 3B. Il tragico incidente, ad ogni modo, ha ottenuto l'effetto di riportare al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro, oggetto dell'assemblea sindacale che ha visto partecipi tutti i quasi 800 lavoratori dell'azienda. Presto i sindacati chiederanno anche un incontro con i vertici per chiedere di incrementare le misure di sicurezza e la formazione, specialmente rivolta agli operai con maggiore anzianità di servizio. L'anzianità di servizio ti porta a sottovalutare alcuni rischi e questo è uno dei punti. Altre volte la necessità di fare tanta produzione ti fa chiudere gli occhi e quindi questa può rivelarsi una responsabilità da parte delle aziende che magari chiudono gli occhi, qualche responsabile chiude gli occhi pur di mandare avanti la produzione che deve essere conclusa. Questioni che saranno accertate dalla magistratura, ma intanto il sindacato mette in guardia sui rischi che possono derivare da ritmi produttivi non sempre sostenibili e che potrebbero diventare oggetto di trattativa nei prossimi mesi. Noi lo avevamo sottolineato in più di qualche occasione che i carichi di lavoro, i ritmi di lavoro erano dei ritmi critici e ovviamente noi riteniamo che questi devono essere rivalutati, rivisti o perlomeno che ci devono spiegare perché questi ritmi vanno bene, perché alla fine ci devono convincere che lavorare così è lavorare correttamente. Tra pochi istanti la storia di un cucciolo morto che sta commuovendo il web. Torniamo in diretta alla storia di Django, un cucciolo di Labrador e del suo padrone che, indignato per quanto è avvenuto negli ultimi giorni, ha postato queste foto, anche dure, sui social, facendo arrabbiare molte persone. Ora si cerca di ricostruire l'accaduto. Lo cercavano da venerdì scorso in tutta Montebelluna, poi la chiamata del comune di Vedelago che ha rintracciato la famiglia dal microchip. La carcassa di Django, splendido cucciolo di Labrador, era stata recuperata da una canaletta dove era annegato. Forse una storia come tante, ma non per la famiglia Bonora, che è convinta che il cane sia morto per mano umana. Il cucciolo dal pelo bianco e gli occhi vispi era la felicità della casa di Via Storta, poi la scomparsa e i proprietari che hanno vagato per giorni chiedendo a tutti se per caso l'avevano visto passare. Appelli anche sui social, dove poi è arrivata anche questa immagine scattata nel momento del recupero e che sta indignando il web. Secondo la proprietaria nemmeno un gesto di pietà per il cane lasciato legato sul cemento della canaletta. Immediata la reazione del sindaco di Vedelago con le scuse di Cristina Andretta per l'immagine decisamente cruda, ma anche la conferma che il recupero si è svolto in pochi minuti e la carcassa è stata subito liberata dalle corde. Resta la convinzione della famiglia Bonora che Django non sia scivolato nel canale a caso, ma che ha investito o gettato intenzionalmente abbia inutilmente cercato qualche appiglio tra le pareti di cemento fino a morire annegato per sfinimento. Ora la mostra del cinema diventa un film, la strage di Breivik, lo ricorderete, in Norvegia nel 2011, nel suo July 22, e poi è stato il giorno della lezione di cinema del maestro David Cronenberg. The nostalgia there is for the old days of cinema where you would have a community worshiping in the church of cinema and a communal experience. Il cinema ha mutato, il cinema che non c'è più. Secondo David Cronenberg l'azione stessa di andare al cinema è cambiata per sempre. La TV, l'avvento di Netflix, il futuro. È la lezione del maestro. Al Lido la masterclass di David Cronenberg, Leone d'Oro alla carriera in questo 2018 e omaggiato sempre oggi con la proiezione di uno dei suoi capolavori, M. Butterfly, terribile sguardo sulle ossessioni e l'assenza di confini nell'identità sessuale.
La poetica dell'inquietudine, della mutazione e della carne sono stati i capisaldi della prima parte della carriera del regista canadese, oggi più concentrato sulle mutazioni interiori, dell'anima e non del corpo. Tutto cambia e anche il cinema, inteso come Cronenberg lo ha conosciuto da giovane regista alle prime armi. Il cinema, dice, è destinato a diventare come il disco in vinile per la musica. I think cinema has been permanently disrupted. I think it will never be the same, and I think it might be like vinyl records, perhaps, or people who still type on typewriters. You know, it will be a retro activity. Inquietudine e ossessione, protagonista della mostra anche nel giorno in cui viene presentata una delle pellicole in concorso, 22 July, il film di Paul Greengrass che ripercorre la strage compiuta il 22 luglio 2011 in Norvegia dal folle neonazista Anders Breivik. Nutrita la pattuglia di italiani, su tutti Valeria Bruni Tedeschi, fuori concorso con il suo nuovo film di forte impronta autobiografica, da regista e coprotagonista, I villeggianti, che ha nel cast fra gli altri Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Dal punto di Nicola Zanetti sulla mostra del cinema, adesso vi ricordiamo che c'è 20:10, questa sera sui temi di attualità parleremo anche dei vaccini, vi ripetiamo, torna l'obbligo, quindi teniamo presente quanto è l'ultimo capitolo di questa vicenda nella giornata di oggi. In studio ci saranno il consigliere regionale Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle e il sindaco di Arcade Domenico Presti della Lega. Adesso le previsioni del tempo per le prossime ore, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Tempo inizialmente buono ma peggiora col passare delle ore. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, specie al mattino, quando sarà soleggiato, salvo per qualche pioggia sui rilievi. Col passare delle ore peggiorerà un po' ovunque con temporali possibili un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 14 e 19 gradi. Valori massimi compresi invece tra 24 e 29 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli, Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole al mattino, tuttavia non si escludono degli occasionali temporali sui settori alpini, in locale estensione anche alle pianure limitrofe entro le ore serali e notturne. Temperature minime tra 17 e 18 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 26 e 28 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato nella prima parte della giornata, ma peggiorerà via via col passare delle ore con rovesci più diffusi e localmente anche forti. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 27 e i 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!